Sono Clara Zocca della scuola dell'Istituto Don Bosco, classe seconda B, e per me questo premio è una cosa inaspettata. All'inizio con la parola del lavoro ho pensato subito a due maestri del lavoro personali che mi hanno insegnato che nella vita c'è soprattutto il lavoro e che un lavoro dà felicità e bisogna lavorare duro. E dopo ho parlato un po' delle mie aspettative, delle mie ambizioni e a cui punto. E è stato molto inaspettato, non me l'aspettavo. Hai evidenziato anche la paura. Mi aspetto, le mie due grandi ambizioni sono la musica e la medicina, però io punto molto di più sulla medicina perché credo sia importante per gli altri, per la comunità, e la musica è solo un benessere personale, e così mi aspetto di fare qualcosa di grande nella vita. La mia tendenza all'isolamento, allora a tutti cosa devono fare per affrontare bene la vita? Sicuri di sé e molto diplomatici, e soprattutto devono pensare ad andare sempre avanti, di superare ogni ostacolo che si devono essere ascoltati. Un attimo i ruoli e do la parola all'avvocato Moretti, che è l'assessore del comune, poi ci dirà qualcosa, dopo scapperà via purtroppo. Allora, intanto mi scuso con voi perché non potrò fermarmi, mi scuso anche con i relatori perché sapete, voi oggi avete una fortuna qui incredibile, avete anche l'assessore regionale della scuola, no? Ed è bello il fatto perché questo, no, Elena, è un segno di gratitudine che noi amministratori e rappresentanti delle istituzioni abbiamo verso di voi, che avete svolto in maniera egregia un lavoro e che quindi meritate tutto il riconoscimento. Ecco, normalmente si rispetta, no, in una scaletta anche il ruolo, no? E allora si dovrebbe partire dall'alto per arrivare sempre più vicini, come dire, al territorio. Scambiamo questo ruolo e soprattutto questa scaletta, e dopo mi lascerete andare a parlare di lavori pubblici, ahimè, perché preferivo rimanere qui con voi, vi dirò, insomma abbiamo anche altre cose da fare, per cui portate pazienza. Allora, intanto vi porto i saluti anche del sindaco Achille Variati, che sapete ci tiene molto a questo momento celebrativo e di riconoscimento, e che vede l'esaltazione, secondo me, di un connubio straordinario: la scuola e il mondo del lavoro, i giovani e i non più giovani, quindi i ragazzi che hanno una prospettiva e chi ha nel proprio bagaglio, nel proprio zaino, acquisito un'esperienza che non vuole solo tenere per sé, ma che vuole regalare alle nuove generazioni. Io credo che queste esperienze, questi esempi sono degli esempi straordinari di vita di una comunità, di crescita collettiva. Noi giovani, nel senso voi soprattutto, ma anche noi, no? Viviamo più serenamente se sappiamo che ad accompagnarci nel percorso della nostra vita, della nostra esperienza professionale, politica, scolastica, formativa, lavorativa, se insieme a noi c'è qualcuno che ci tiene per mano, come dire, no? E che ci traccia una strada che forse ci consente anche di vivere con maggiore serenità, con maggiore forza, forti appunto di un'esperienza già vissuta. La scuola ha un ruolo sicuramente educativo, e gli insegnanti ce lo dimostrano ogni giorno, che con grande sforzo, dedizione, dedicano anche molto tempo al di là dell'orario curriculare ai loro giovani, e che quindi svolgono con grande passione questo ruolo educativo straordinario. Ha un ruolo educativo, un ruolo formativo. Che cos'è che vuole la scuola? Beh, vuole innanzitutto darvi pari opportunità, cioè indipendentemente dal reddito, dal ceto, noi dobbiamo avere pari opportunità per poter garantirci un futuro migliore, no? Quindi un futuro di successo professionale, scolastico, quindi una realizzazione. E poi abbiamo anche il grande ruolo di formare delle donne, degli uomini, cioè la futura società siete voi. Quindi che cos'è che vi deve trasmettere la scuola? Beh, vi deve trasmettere dei principi etici con cui portare avanti il vostro lavoro,
E i maestri del lavoro vi insegnano proprio questo, vi trasmettono proprio questo, l'amore, la passione per la propria professione e il fatto di portarla avanti con quel senso di responsabilità e quell'etica, no, morale, di trasparenza che fa la differenza tra chi svolge una professione così e chi la svolge con amore, con passione e con senso del dovere. Ecco, questo è l'esempio. E nella scuola noi abbiamo dei grandi esempi, appunto, no? Che vi trasmettono questa voglia di studiare, di imparare. Voi sapete che più studiate, più vi preparate, più conoscete, più siete forti da un punto di vista, se volete, anche contrattuale, no? Noi siamo consapevoli dei nostri diritti, quindi sappiamo quanto valgono però anche i nostri doveri, no? Quindi c'è una bilancia che deve essere pareggiata tra quello che ci spetta e quello che dobbiamo dare ad una comunità, perché facciamo parte di una grande famiglia. I maestri del lavoro vi danno il buon esempio, è quello che io ripeto spesso ormai da un po' di tempo. Ricerchiamo tutti il buon esempio in chi sta un po' più in alto di noi, no? In chi ha responsabilità, anche chi fa delle scelte non sempre facili, no? Scegliere è difficile certe volte, perché sai che non puoi accontentare tutti, che c'è qualcuno che sicuramente non la pensa così. Le scelte non sono mai scelte giuste, sono le scelte migliori possibili, tant'è che ci diciamo sempre che possiamo anche migliorarle con l'aiuto e l'apporto di tutti, no? Se vogliamo dare, ma credo che quello che i giovani forse ci chiedono è di dare loro il buon esempio. Ecco, che parte dalla figura genitoriale dei nostri genitori, che lo ritroviamo negli insegnanti, che lo ritroviamo in chi ci rappresenta anche nelle istituzioni e che voi avete la fortuna di aver trovato anche nei maestri del lavoro che sono venuti nelle vostre scuole a raccontarvi della loro esperienza. Ecco, io credo questo, credo che la scuola debba anche restituirvi le emozioni, e le emozioni noi le restituiamo, le viviamo attraverso le storie che ci vengono raccontate, attraverso il buon esempio appunto che ci viene dato. 2011 un anno straordinario, chiudo qui, l'anno in cui ricorderemo l'Unità d'Italia, l'anno in cui spero in tutte le scuole si canterà l'inno nazionale, si imparerà. Mio figlio a 3 anni e mezzo lo sa tutto, mia figlia che ha 2 inizia, ed è un'emozione bellissima, perché quel canto, quell'inno ci dà quel senso di appartenenza straordinaria che non ce lo può togliere nessuno. Quindi anche in ricordo di chi cantando quell'inno, no, è mancato, non c'è più, no? Per dei valori di pace, di solidarietà internazionale. La cultura della pace si costruisce a scuola, no? Quindi pensiamo a quei 4 ragazzi giovani alpini che sono mancati, che erano davvero giovani, erano delle famiglie, erano dei figli. Qui vedo anche un bambino piccolino, un futuro maestro del lavoro. E allora l'augurio veramente, ragazzi, è di grandi soddisfazioni, di un grande impegno, sapete, perché niente viene facilmente, sempre di più. Avrete delle sfide straordinarie da portare avanti e la scuola è chiamata a darvi gli strumenti per realizzarle. Quindi davvero un in bocca al lupo e grazie ai maestri del lavoro per la dedizione, per la passione, per il senso di responsabilità che ci regalano ogni anno. Arrivederci. Parola sul mondo della scuola e della regione del Veneto. Passo la parola all'onorevole Donazzani. Negli interventi che mi hanno preceduto, e sono certa in quelli che seguiranno, c'è questa identità di vedute. Ed è quel senso di appartenenza che la sorella Moretti ha voluto come dire, regalarvi. Senso di appartenenza che vuol dire che ciascuno di noi, con le storie diverse che abbiamo, con le appartenenze politiche, io ho una provenienza, una storia, Sessore Moretti ne ha un'altra, Ornella Galeazzo ne ha un'altra ancora, parlo solo dei politici seduti a questo tavolo, ma io penso alle tante storie di esperienze personali e professionali, da Donezio, che come avete visto ha scelto la vita della fede, vestendo una divisa militare, a chi rappresenta le istituzioni dello Stato, come la polizia, come i carabinieri, a chi rappresenta le istituzioni civili, perché per me un'associazione di categoria è anche questo, e in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, perché la crisi è un momento difficile, noi dobbiamo riconoscerci per le storie diverse che abbiamo in un grande orizzonte comune, che è il destino della nostra terra e della nostra patria. E ve lo dico da assessore regionale non solo all'istruzione e formazione, ma anche al lavoro.
il nostro console, il nostro ospite, questo l'ha omesso, ma non perché sennò diventa una roba di eccetera troppo lungo, e quindi ve lo dico io: istruzione, formazione e lavoro. Scelta fatta dalla nostra regione e fatta dalla nostra provincia. Ricordava prima, qui c'è la consigliere provinciale Galeazzo. Noi abbiamo fatto la scelta di tenere insieme questi mondi, perché devono camminare insieme. E l'esperienza che voi avete avuto di ospitare maestri del lavoro a scuola significa semplicemente fare sintesi di questi 3 percorsi, che sono sempre un percorso di crescita. Noi cresciamo come persone, ma abbiamo il nostro sviluppo nella realizzazione della persona, e la persona si realizza nella propria qualità della vita, che attiene necessariamente al mondo del lavoro, che è innanzitutto un dovere, prima ancora che un diritto. Ed è un dovere non perché ci si sente obbligati, è un dovere per la nostra vita personale, quindi in fondo è una scelta, è un dovere per la realizzazione del nostro percorso. Ciascuno di noi, quando si alza la mattina, ha dei doveri che non vengono determinati da delle leggi, ma da delle scelte di coscienza. Se voi avete studiato di più e meglio degli altri, riguardo i 15, e avete meritato un premio perché voi avete scelto di impegnarvi di più, non c'è qualcuno che vi ha obbligato. Avreste potuto stare sotto l'asticella, avreste potuto puntare alla sufficienza, avreste potuto rimanere lì nel limbo, invece voi avete deciso di fare di più. Vi ha obbligato qualcuno? No, è stata una scelta vostra, e questa scelta determina il vostro percorso di vita. E quello che noi dobbiamo fare sempre di più è dare questi obiettivi. Si è parlato di buoni esempi. Le persone che si fregiano del titolo di maestri del lavoro sono stati riconosciuti, hanno avuto un premio anche loro, è un riconoscimento istituzionale di senso civico, di senso del dovere nella loro vita. Allora guardate, crisi etimologicamente significa cambiamento. Noi saremo, dico la mia generazione, io sono dell'anno del Signore 1972, quindi ho 38 anni oggi. La mia generazione è la prima che sarà peggio dei propri padri. Voi avete avuto la fortuna di sentirvi raccontare certamente delle storie di esperienze di chi con più esperienza di voi e di me vi ha raccontato di quanta difficoltà, di quanti obiettivi si erano dati, di quanta sofferenza. Il Veneto non è mica sempre stato quello degli iPhone, di internet e del benessere che abbiamo, perché stiamo tanto bene in Veneto e in Italia. È stato il Veneto della sofferenza, è stato il Veneto del cambiamento, ma questo è insito in ciascun momento della storia e in ciascun momento della vita di una persona. Allora questo è semplicemente un momento diverso che stiamo vivendo, è difficile, lo sarà per tutti, ma io sono convinta che se noi aderiremo a quei principi che sono scelte di uno stile di vita che metta 4 parole d'ordine e che io ho sentito declinate con poesia dal nostro ospite, che sono la meritocrazia, altrimenti non avreste avuto un premio. Si poteva dare genericamente un premio alla scuola e alla classe. Hanno scelto la persona, voi diventate buoni esempi per i vostri colleghi. E sarà così nella vita, perché chi si fregia di quel titolo è un maestro del lavoro, ha fatto di più e meglio di altri. C'è il dovere che ve lo date voi, non ve lo dà nessun altro, non ci sono leggi salvifiche, ci sono stili di vita. C'è il tema del sacrificio, perché nulla viene dato per caso né per sconti, non c'è la fortuna. Guardate che il mito del grande fratello o di quelle porcherie che ci fanno vedere in televisione, delle scorciatoie, poi alla fine sono quello che leggete sul giornale, nostri quotidiani, il Gazzettino, il Giornale di Vicenza, le televisioni, di qualche furbo che magari girava anche in Porsche, anche qui vicino, ma che l'ha fatto scegliendo una scorciatoia che è stato giustamente punito dalla legge. Ed è l'ultimo, che è quello del rigore. È un rigore che oggi ci mette tutti nelle condizioni di dover rinunciare a qualche cosa, perché se, come avete fatto, avrete chiesto ai vostri maestri del lavoro che sono venuti ospiti nelle vostre scuole di che cosa è stata la loro vita, vi avranno raccontato di tanto rigore, di tanti sacrifici, ma oggi di grande soddisfazione. Io questo lo auguro a me stessa e a voi insieme. Nei prossimi 150 anni, e chiudo, io come assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro cercherò di chiedere alle scuole, alle associazioni di categoria, al mondo economico e sociale del nostro Veneto, che ha fatto grande l'Italia, perché il Veneto l'Italia nasce il 4 novembre 1918. Noi celebreremo l'anniversario dei 150 anni dell'unità d'Italia, ma il Veneto arriva dopo, ma arriva con forza,
e quella data, il 4 novembre 1918, riunifica totalmente l'Italia. È l'Italia di Vittorio Veneto, che è in Veneto, è l'Italia del Piave, che è in Veneto, è l'Italia del Grappa, che è in Veneto, del Pasubio. È l'Italia che nasce qui e che ha avuto idee, progetti, uomini e storie di grandi veneti che hanno fatto grande l'Italia. Io chiederò alla mia regione e ai tanti studenti di dedicarsi a questo, di studiare queste pagine di storia troppe volte misconosciute, che ci renderanno sicuramente più orgogliosi di aderire a uno stile che è quello che ci vede orgogliosi di appartenere a una grande patria. In bocca al lupo, ragazzi.